Ho detto che avremmo parlato d'arte e abbiamo il primo ospite legato proprio a questo segmento, l'arte e tutto ciò che fa bello e anche, diciamo, tutto ciò che incuriosisce. Certo. È per questo che l'abbiamo chiamato, perché incuriosiva il titolo della sua mostra. Benissimo. Però intanto andiamo a vedere la carta d'identità, così lo presentiamo come sempre in maniera totale. Nome: Antonio. Cognome: Ledda. Data di nascita: 19/1/1951. Professione: insegnante. Segni particolari: curioso. Non potevo altro che bravo usare Antonio, ben trovato. che questo aggettivo curioso per definire Antonio Ledda. Buongiorno Antonio, buongiorno benvenuto. Antonio. Buongiorno a Grazie voi. per aver accettato l'invito. Ti chiedo solo di parlare un po' più vicino al microfono, così almeno ti sentiamo bene. E allora, Fuori dalla rotta dei Gabbiani, questa è la mostra che è stata inaugurata il 4 di luglio scorso, che rimarrà al Museo di Sagorona Arrubbia fino al 4 di agosto, quindi un mese intero all'interno del progetto della rassegna Arte 52. Ok? Giusto? Ho detto tutto bene? Sì. No, perfetto. acclarato dalla allora, storia. questa è la locandina. Perché c'è a fianco a te questo questo bimbo bellissimo, tra l'altro? Sì, Chi è? Tuo nipote? hai annunciato prima questa curiosità. In Chi è? effetti lo scoprire è mia figlia. Ah, tua figlia! tua figlia. Questa bimba, scusami. E bimba. quindi diciamo che lì Bimba. rappresenta un po' quello che è un adulto e un bimbo, perché in effetti l'artista, oppure quando ci si inoltra un po' in queste tematiche, bisogna un po' riscoprire la propria fantasia, il proprio interesse di fanciullo. Che ecco. meraviglia. Dietro c'è uno stellato. Occhi quindi azzurri, e che noi guardavo tua figlia, occhi azzurri e capello castano rossiccio. ha preso da mia moglie. Sì, Del papà è nordica, nada. è nordica Ma dai, come non colori. essere modesto. No, mio figlio ha gli stessi colori miei, quindi Adesso è e ha gli cambiato. occhi azzurri, Sì, quindi occhi azzurri. Sì, ha gli occhi Tuo azzurri. figlio? Sì, mio figlio ha gli occhi azzurri, ma lei dove cavolo è stato? In una grotta fino a questo momento? Vabbè, arrivederci. Sono da molto senza vederlo. Ecco, no, lei non ci vede proprio, però metta gli occhiali quando sono guarda. 3 mesi senza vederlo. Ma quali 3 mesi? Vabbè. Comunque, Antonio, cosa ci porta la curiosità a guardare un po' più su, no? Quindi oltre la rotta dei Gabbiani, il titolo della mostra è significativo. Sì, in effetti bisogna porsi ad osservare il mondo da altre angolazioni. In effetti anche la mostra ci porta da quello che è il mondo reale verso quello che è il mistero, la profondità dell'universo, e quindi come porta d'ingresso c'è questo buco nero. Però è anche un omaggio, no? A Stephen Hawking e a Margherita Hack, questa mostra. Beh, in effetti ho letto tanto su questi scienziati, per cui era logico, diciamo, omaggiare questi due grandi scienziati. Margherita a livello mondiale, scomparsa recentemente, insomma, sì, E in modo grande, particolare ha meraviglioso. portato la scienza anche alle persone normali, perché spiegandola con una certa semplicità. Sì, era un personaggio particolarissimo, Margherita Hack, con questo suo accento toscano, molto burbera se vogliamo anche come carattere. Comunque, al di là di questo, hai detto c'è un buco nero all'ingresso della mostra che ovviamente Sì, viene attraversato dai visitatori per addentrarsi appunto in questa enorme sala dove ci sono le altre opere legate sempre a queste tematiche di ultime scoperte scientifiche. Esatto, il famoso buco nero. Un amico mio diceva: tra l'una e le 2 secondo me c'è un buco nero. Quando finisce un giorno, prima che ne inizi un altro, forse lo diceva perché ero ubriaco. Ma tu sai che nessuno sa che cosa sia il buco che nero. cos'è il buco No, nero? non lo sa Non nessuno, lo guarda. dire. Ma quegli scienziati Allora, lo sanno, se guarda. vogliamo non lo sa potremmo nessuno ironizzare tanto, ma invece noi parliamo d'arte, Sì, ma quindi noi parliamo vediamo d'arte. questa immagine appunto all'interno di questo buco nero. Credo che sia proprio l'ingresso della mostra. Sì. E sei tu quello nell'immagine? No, no. È un visitatore. No, questo è un visitatore. Un visitatore, ok. Pian piano che entrano dentro. Intanto noi facciamo vedere un po' di foto della mostra. Il Museo di Sagorona Arrubbia dove sta? Così magari indirizziamo qualcuno. È al centro di una serie di paesi tra Villanova Forro, Sidi, Villamar, Collinas, poi chi c'è? Mogoro, Luna Matrona, cioè sono una serie di paesi che ruotano attorno. Tant'è vero, Sagorona è costituita appunto da questi paesi. Sì. Non potendo permettersi una struttura oppure una struttura museale di questo tipo, l'hanno affrontata collettivamente come comuni. Tra l'altro poi Sinergie. il progetto Sinergie. Arte 52, quindi la rassegna Arte 52, non è altro che le 52 settimane dell'anno che appunto vedrebbero protagonisti 52 artisti differenti, no? Sì, questo, da quello che ho letto e ho capito. sì, questa è un'operazione affrontata dal Museo del Territorio, grazie alla sapiente registro diciamo, di Paolo Sirena, che è il direttore,
e quindi ho voluto dare un po' uno spaccato di quello che avviene in Sardegna, anche se in periodi difficili, ecco, per quello che avviene nell'arte. Certo, ci descrivi qualche immagine di qualche opera che vediamo, così ne capiamo anche il significato? In effetti la curiosità di queste persone che guardano questa sfera, quello che si vedeva la sfera di prima, precedentemente, poi, ecco, lì in effetti si cerca di riprodurre questi suoni molto bassi e gravi che dovrebbero produrre questi corpi che ruotano, diciamo, nello spazio. E quindi secondo la grandezza della massa oppure anche dei volumi creano dei suoni diversi. Questa è un'esperienza fatta da recente di uno studioso, e quindi è stata poi sperimentata catturato anche il sole, il rumore del sole, da poco ho letto, su un organo. Il rumore del sole quale sarà? Fuoco che brucia? Una cosa del genere. Il sole fa un suono strano. È la prima volta che è stato il rumore del sole. Il sole che fa è bello. È una cosa del così genere. Fa una caffettiera. Io non l'avevo mai sentito. Accendo la radio di mattina alle 8, dice: vi presentiamo, ascoltate il rumore del sole. Per la prima volta è stato catturato il rumore del sole. Io sono restato allibito. Cioè anche molti suoni che noi percepiamo, tu stavi dicendo anche attraverso la radio, dei brusii magari, dipende dal fondo microonde che è la temperatura che ha l'universo, ecco. Il forno, aspetta un attimo, allora, dunque, le due notizie sono interessanti. Io ridevo per il suo imitare il rumore del sole, però la notizia è ben interessante. Esce. Fatto scientifico. Il forno a microonde cosa c'entra? Il forno a microonde, cioè si misura la temperatura che può avere l'universo. E la radio col forno a microonde? Sono dei brusii che si sentono, diciamo, di fondo molte volte, Ma quando il forno a microonde è acceso? Cioè tu senti quei brusii nella radio? Quello è sempre cieco. Cioè col Big Bang, da questa grande esplosione c'era un enorme calore, poi chiaramente è andato sempre più scemando fin quando si arriva a registrare delle temperature che sono bassissime oggi come oggi, ecco, e queste chiaramente si trasmettono attraverso questa misurazione, diciamo, debole di energia, che poi è il calore rimasto. Facciamo vedere questa prossima foto perché vorrei capire di che cosa si tratta. Questa non è ovviamente una foto, ma è un'opera che ha realizzato Antonio Ledda. Noi la vediamo in foto, ma esiste realmente. Sì, queste fa parte di questa mostra. Sono delle opere intitolate Notturno e sono appunto delle riflessioni sui notturni di Chopin. Quindi in effetti queste opere che esprimono, emanano una certa espressività che poi può essere anche sonora, in effetti è legata a quello che sono questi momenti intimi che attraverso la musica Chopin ha messo in arte, diciamo. Io sono sempre uno di quelli che quando va a vedere un museo ci deve stare un po' di più, o anche davanti a una mostra di quadri bellissimi, Gauguin piuttosto che chiunque dei grandi artisti che abbiamo studiato a scuola. Sono andato al Louvre, sono stato 18 ore davanti a alcuni quadri e io dicevo: ma questi hanno fatto così tanto successo, e se li faceva un bambino di 5 anni forse era la stessa cosa. Ovvio, questo viene da dire a chi è ignorante, perché se uno poi conosce come si interpreta un'opera, perché poi ognuno ha una propria soggettività, anche di interpretazione, credo, no? Sì, è un fattore soggettivo, chiaramente deve avere degli elementi per potersi addentrare e quindi capire anche i significati di queste opere. Da tenere presente che ogni opera va calata nel suo contesto storico. Noi molte volte da uomini moderni analizziamo un lavoro che risale al 1800-1700 e chiaramente cerchiamo di interpretarlo in base alle nostre conoscenze attuali. Perché dici: ma questa è una roba che veramente poteva fare anche è uno di quei quadri dove gli hanno buttato su degli acquarelli buttati a caso sostanzialmente, invece no, c'era tutto uno studio dietro. E non so a quale ti riferisci. Ai quadri del Louvre adesso io non so. No, esatto, non vorrei scendere su uno piuttosto che l'altro. È una forma d'arte. Manet, tutti questi. È una artisti. forma d'arte anche quello. L'artista, come stavo dicendo prima, anche essendo curioso, cerca di sondare le diverse possibilità espressive che si possono avere. Quindi anche il buttare i colori così, che è una cosa accidentale, casuale, magari può essere interpretata come un gesto. Ecco, cercare di rappresentare il gesto che uno compie quando realizza un'opera. Per quanto riguarda te, cosa ti ha spinto, no? Tu dici l'omaggio a questi due grandi scienziati, Hawking e Margherita Hack, quindi però dietro ci deve essere una passione anche da parte tua legata alla scienza o al mistero di ciò che sta oltre appunto la nostra terra e oltre la rotta dei Gabbiani. Io penso di essere un artista un po' anomalo, perché in genere con le mie mostre ho analizzato dei
degli argomenti diversi, dei settori diversi, ho analizzato quello che era la civiltà dei pastori, ho organizzato quello che era l'arte dell'agricoltura e anche quello sul turismo in Sardegna. Quest'ultima in effetti è la quarta che affronta un po' queste tematiche. Ma perché c'è passione da parte tua sulla scienza, sul mistero del nostro cosmo? Cioè, al di là di quello, siamo tutti appassionati di queste cose, magari leggendo qualche cosa uno cerca poi di interpretare, di rendere visive queste nozioni, questi pensieri che tu puoi avere in testa. C'è anche un lato che attira i bimbi, perché all'interno di questa mostra al Museo Sa Coronarrubbia Antonio Ledda ha poi aggiunto dei marchingegni in qualche maniera che qualche opera la rendono viva, e quindi i bambini ne trovano ancora più interesse. Sì, ci sono diverse opere come anche la teoria sulle stringhe, che in effetti avvengono dei movimenti dentro un telon nero che rappresenta un po' lo spazio, il vuoto. Ma hai messo delle installazioni in alcune opere, no? Sì, questa è una performance. Poi ci sono degli altri che addirittura vengono attraversate. Io mi riferivo a quello lì, ai tagli di Fontana, e qui invece questi tagli vengono proprio attraversati dal visitatore. Alcuni diventano giochi per i bambini. Certo, ci sono delle altre opere che poi interagiscono un po' con i bambini, perché ci giocano per creare dei rumori oppure per osservare anche diverse che... Hai detto poco fa che hai affrontato anche altri temi. Dopo la pubblicità faremo vedere anche questi altri temi e poi vorrei capire un po' più di te, insomma conoscere un po' più di te. Arrivi da Serramanna, però insomma come nasce poi la passione per l'arte ce lo devi raccontare. C'è la pubblicità, un po' di spot per noi, gli amici inserzionisti che ringraziamo come sempre, sono tanti di più e ci seguono con tanto affetto, e così insomma speriamo anche da settembre in avanti, perché siamo qui quasi al giro di boa del 1° di agosto, dove faremo l'ultima puntata in diretta. E poi lo ricordo, il mese di agosto non vi molleremo, assolutamente il meglio del meglio di questi 4 mesi per rispolverarci un po' le idee, per andare a rivedere tutti o una parte dei tantissimi ospiti passati in questa avventura, in questa prima parte di avventura. Torniamo tra poco. Alessandro Akenza, andiamo a cercare di metterci in contatto con lui. Datemi riscontro dalla regia, ve lo chiedo per capire se appunto ancora la telefonata è in corso. Allora 391 414 2741, un evento moda sposa, questo è l'argomento con il quale Alessandro ci approfondirà appunto la tematica, l'avvenimento legato a questo collegamento, e poi dopo torneremo alle opere di Antonio Ledda, che è ospite qui con noi in questa prima parte di puntata stamattina, per parlare appunto di una mostra della quale abbiamo già visto anche molte immagini, che è legata ai Gabbiani, ma fuori dalla rotta dei Gabbiani, al Museo Sa Coronarrubbia fino al 4 di agosto. E adesso a dare il benvenuto ad Alessandro Akenza ci penserà il presidente Mameli. Prego, dia il benvenuto. Buongiorno diletta amica, ben trovata. Diletta amica soprattutto. Amica? Certo, amica, ha cambiato sesso. Ha cambiato sesso Alessandro, che lei è rimbambito ma forte in questi giorni. Alessandro. Allora, Amari di Sintoni gli ha detto ciao cara vecchia amica, vecchia carissimo amica. Alessandro, perdona. Ad Alessandro gli dà dell'Alessandra. No. Ciao Alessandro, un ben ricovero trovato. coatto, Alessandro, secondo te potrebbe essere utile? Così lo mandiamo a far vacanza, ne ha bisogno. Se me ne combina un'altra sì. Se me ne combina un'altra io conosco personalmente. Questa gliela perdono. Io conosco personalmente Alessandro, ci siamo visti a Tempio. Forse sarà perché la moda sposa lo ha indotto a pensare che anche tu, vestito da donna, da sposa, potessi rendere. Parliamo di un evento legato alla moda sposa. Perdonami Alessandro. Atelier di Cinzia Arras, giusto? Sì, è stato un evento molto molto bello al centro della nostra cittadina, nella piazza della cattedrale di San Pietro Apostolo, e devo dire che abbiamo finito cittadina, molto tardi. Ricordiamolo, Tempio, perché sennò Tempio Pausania, magari certo, non tutti si ricordano. Certo, e niente, mi sono coricato molto tardi perché abbiamo finito alle 3 tra saluti, allestimenti eccetera eccetera, però mi sono svegliato in onore al vostro ospite con il rumore del sole molto presto stamattina. Senti, certo. Mister Antonio. Certo, ma il rumore del sole in realtà l'ha citato il l'ho presidente citato io, Mameli. guarda, Come fa? Ecco, questo è il sole. Adesso me l'hai sentito anche tu allora? Non si sveglia con Certo, questo rumore. ho detto che ho dormito con la finestra aperta, no? E stamattina ho sentito il rumore del sole e mi ha svegliato. Beh Alessandro, non prendimi per i fondelli. Guarda, io ho estrapolato assolutamente. una frase di uno scienziato che Va bene. è riuscito a catturare il rumore del sole. Torniamo al defilé che è meglio, va?
E niente, modelle bellissime, praticamente tutte indigene, tutte donne e ragazze tempiesi, i ragazzi lo stesso molto molto belli e molto bravi. Sembrava una sfilata vera, dico io, tra virgolette, no? Perché le altre sono finte, tutte quelle altre che hai fatto prima erano finte. No, io dico così, però lo dico molto umilmente, perché è stata organizzata tutta dai tempiesi, con una stilista tempiese, tra l'altro una professionista molto, molto conosciuta, molto affermata e molto brava. Poi abbiamo avuto come ospiti in onore alla nostra cattedrale di pietra, abbiamo avuto i ragazzi dell'Accademia del Musical, guidati da Tonino Scanu della Maddalena, che si sono esibiti in un riassunto di Notre Dame de Paris, rigorosamente cantato dal vivo e ballato e recitato lì proprio. Insomma, una bella serata tra la attorno prima e alla la seconda moda. parte della sfilata. E poi due ragazze, una dioziera e una diossi, tra l'altro una di 10 anni che è venuta a cantare, una bimba, Alexia, si chiama Alexia, adesso non ricordo il cognome, è una ragazza di Ozieri di 10 anni che ha una voce impressionante. Siamo rimasti tutti veramente molto, molto colpiti Bene. Allora, benvengano queste serate e questi avvenimenti per tener viva una città meravigliosa come Tempio, e che prima o poi verrò a vedere dal vivo, perché non ho mai visto, come già detto più volte. Quando Grazie. siete in ferie avete promesso di venire? Lo so. Bellissima città, è nel mio cuore. Se non Tempio. muore prima, sì. Come sarebbe a dire? Ciao Alessandro. Ciao, un pranzo con Alessandro Ciao, ci facciamo. grazie. Ciao, Alessandro. Saluti, a Ciao, domani. adesso Ciao, chiudi le finestre e aspetta il rumore della luna. Mi riaddormento, se no mi risveglia. Ciao Alessandro. Vabbè, insomma, questa cosa del rumore del sole ha incuriosito molto. In effetti è particolare, insomma, Sì, quando è stato scoperto 5-6 mesi fa. Ma tu lo sapevi, Antonio? Cioè, ti era arrivata questa notizia? Sì, solamente che i suoni nello spazio non si possono riprodurre. Però con l'immaginazione si può capire cosa succede quando un corpo si muove ad una Diamo certa l'ultimo contributo. Il sole fa molto bene, perfetto. Una sorta alla radio, pitbull misto caffettiera. Torniamo invece all'argomento dell'arte, visto che Antonio. Ma lei perché mi mette le mani addosso? Guardi che io la denuncio al WWF. È un fatto di sentimento. Queste immagini invece, a proposito di caffettiera, arrivano da opere sempre di Antonio Ledda. Quella di prima sembrava una caffettiera. Che cosa sono queste? A cosa sono riferite? A una delle tue mostre legate al tema? No, non è una delle mie mostre, sono delle semplici figuredda, sono delle costruzioni attraverso il recupero di materiali poveri come legno, oggetti questo di cosa scarto. vuol dire? Ma non riesco a capire Ma rappresentano un po' dei personaggi. Questo è un soldato medievale. Sono delle opere di fantasia, in effetti anche qui c'è un legame a quello che era Nivola, che ha fatto appunto interpretato quello sui mestieri sardi. E lì qui ci siamo. Certo, io ho visto la mostra del grande. L'agricoltura, la pastorizia, insomma tutte queste attività sono state rappresentate. Hai rappresentato, come ci dicevi prima della pausa. Sì, cioè analizzando. Questi però sono tipo soldatini. Sì, credo di sì. Sì, in effetti sono personaggi di personaggi che escono fuori come da una favola. Sono nati per gioco, così, giocando con le mie figlie. Quando nasce in te invece la voglia di esprimerti attraverso queste opere, quindi attraverso l'arte? E quindi da quando ero piccolissimo, in effetti. Poi ho proseguito in quell'indirizzo anche facendo gli studi, diciamo, sia dell'Istituto d'Arte e poi l'Accademia Belle Arti a Firenze. Caspita. E successivamente girando un po' in tutto il mondo e affrontando anche diverse rassegne di biennali, Londra, Canada, qualcosa a New York e anche altri paesi. Una figura internazionale. Sì, devo dire, una bella carriera e un bel curriculum. Fai l'insegnante di che cosa? Faccio insegnante di pittura, ma non lo faccio più perché adesso sono in pensione già da 3-4 anni. Ok, allora hai fatto l'insegnante nella tua vita. Quella branca lì, cioè quella dell'insegnare, far arrivare, trasmettere la propria arte e il proprio talento, ti ha soddisfatto o lo facevi solo per vivere e il resto era quello che ti piaceva di più, cioè andare a creare e poi a esporre le tue creazioni, appunto, o opere, insomma? Penso che l'insegnamento si affronta per passione. Se uno non ha la passione è meglio che non insegni, diciamo. Beh, guarda, non tutti gli insegnanti la pensano così come te. Molti sono scorbutici. E poi chiaramente si è spinti anche da esigenze economiche, perché uno che non ha le spalle coperte deve anche questo è ovvio, questo indubbiamente certo. Senti, fino al 4 agosto sarà il Museo Corona a Rubbia. Quanto è importante che ci siano spazi per poter usufruire dell'arte, e anche per i turisti, credo, no?
Sì, penso che bisogna sempre partecipare alla crescita culturale e a valorizzare diversi aspetti del proprio territorio, e l'arte è una che affronta appunto queste tematiche, specialmente una curiosità. Specialmente in una terra povera come la Sardegna, ricca di storia, di tradizioni, quello che vuoi, però per quanto riguarda aspetti artistici forse ce ne sono pochi rispetto a altre zone, ecco. Sì, non siamo molto ricchi. Mi piace il presidente Mavelli perché lui non pensa mai che siamo in onda e c'è un microfono davanti. Mi fa delle domande. Scusi, mi ha appena detto, mi ha suscitato una curiosità, glielo posso chiedere, ma è qui, fa il co-conduttore, faccia la domanda, no? Il braccialetto, visto questo braccialetto vicino all'orologio. All'orologio? È un braccialetto portafortuna e viene dalla Colombia. Mazza che curiosità, devo dire proprio lei è colpito dalle cose importanti della vita. Pensavo che avesse altre valenze, capito? Un po' Se come... mi stavi allargando il compasso delle impressioni, no, pensavo che fosse legato a qualche scelta pittorica tua. Ecco, una scelta pittorica, il braccialetto. Mamma mia, ma scusami, tu non sei la persona che mi deve dare delle risposte. Resta nella tua nicchia, fai bella figura, ok? Va bene. Ne guadagni in salute. La risposta è un braccetto portafortuna. Tira sempre le coglioni lui. Sono degli oggetti che rompono la monotonia, cioè che si staccano da quello che è il comune senso del vestire normale. Ma sì, ma infatti, sono degli oggetti che creano dei contrasti in qualche modo. Allora, io ringrazio e facciamo vedere queste ultime immagini di queste ultime opere. Nel frattempo Antonio Ledda per essere passato di qui dai due di Via Venturi e soprattutto vi aspetta al Museo Sacro Narrubia fino al 4 di agosto, tutti i giorni è aperto il museo da che ora a che ora? E gli orari non li so, però è mattina e anche la sera sono aperti sino alle 7:30. Ok, quindi mattino e pomeriggio se uno vuol passare certo, può tranquillamente visitare la mostra, che si intitola, lo ricordo, Fuori dalla rotta dei Gabbiani. Antonio Ledda, i due di Via Venturi. Grazie Antonio e auguri grazie a voi per il tuo nuovo lavoro di pittore. Vi lasciamo ai due dell'abitacolo, ma soprattutto grazie per il braccialetto, perché è la cosa più alta che abbiamo scoperto. Non è la cosa più alta, non strumentalizzare una curiosità.